In diretta dalla sala B di Via Asiago in Roma, viva Radio 2! Il grande varietà radiofonico! Fiorello e Baldini. 1, 2, 3, 4! Buongiorno! Salve! Eccoci! Iniziamo in maniera diversa, possiamo sempre iniziare alla stessa maniera. Buongiorno, buonasera, salve. è dura. Come va? Come non va? Tutto bene? Ieri che avete fatto? Tu ieri sera che hai fatto? Tutto bene? Che hai fatto? Sì, ieri sera a casa, io ormai ho l'età tua, ho il divano a forma di Baldini, anch'io, mi metto lì. Che bello che sono sei anziano. oggi. Siamo anziani, è questo. Ma sai che ho mangiato fagioli oggi a pranzo? Anch'io. Ma perché? Ma perché mi è venuto a mangiare? No, per dire, perché poi ho preso il caffè e dico ora basta. Sì. E dopo il caffè ho mangiato i fagioli. Ah, dopo il caffè? È una cosa terribile, come dessert. Ma capisci? neanche i tedeschi che vengono in Italia. Come dessert ho mangiato i fagioli. Tra l'altro ringraziamo gli amici di Gubbio Sì. che sono venuti qui, che sono tanti, eh? Vero. Quanti siete? Ah, 3. C'è anche il lupo? Gli amici. Baldini è meraviglioso. Io ti amo. Perché? Perché io ti amo come uomo. Se io fossi grazie. donna e dovessi andare con uno, io Sì? sceglierei te. Perché hai il tempismo. Ah, t'ho bruciato qualcosa? No, niente. Perché io so già dove vai e cosa dirai. Certo. Ti conosco. Paolo Banale. No, che dice, da dove viene? Dal Gubbio e lui il lupo dov'è? Ecco, io guarda, proprio io ti adoro. A Gubbio c'è dell'altro, ad Sì? esempio. Le volpi. C'è la un festa Gubbio. dei ceri oggi, lo Ah, sai? C'è no. quindi la festa del passato, ceri, c'è nel senso. Ah, certo. Poi La sono festa io dei quello ceri. pieno. Ma tu non sei arrivato a Ceri? No, è vero. No, sei arrivato a Gubbio. Non sono così Ad surreale. esempio, Cremonesi, come Sì. fa uno che viene da Gubbio? Come può fare? Uno che va da Gubbio? No, lascia stare. No, sai, così, no. Poteva fare ho un gubbio. Un Gubbio Massale. Oh, un Gubbio! Signori, con questo Radio 2 perde bravo. 200.000. 40%. Bianchini? L'ho vista. Sai chi c'è? Hai visto che è arrivato? Mi fai una cortesia, Federico? Mi sedete qua davanti, che ancora non sono arrivati i due No. che devono qua in No, prima no, fila. non sono arrivati. Prima fila, dov'è? Bianchini. Allora, Bianchini ha già avuto modo di essere qui da noi perché ha presentato un libro. Sì. Bianchini è l'autore meno letto d'Italia, pensate, Sì. non... Ma ancora per poco, puoi perché hanno parlare, scritto puoi bene parlare. di lui. Hanno scritto. No, sono in classifica grazie a quando voi, ti mai? giuro. Ma quando mai? Sì, Sei mio entrato- padre mi ha dato la coppia raccoppiata a mano lì col trasferello. Della classifica. Col Che posto bianchetto. sei in classifica? Ottavo. Buono. Prima di te chi c'è? C'è Moccia, Omero. Chi c'è? Senti c'è come ho detto, c'è Moccia, Moccia. poi c'è Camilleri. Vabbè, quello che meglio vuoi, insomma, sono Non lo so perché. Chi è Primo, per curiosità. Chi è No, primo, io in realtà insomma? quando so che sono in classifica non compro mai i giornali e chiedo davanti a chi sono, Ah, non dai. chi c'è davanti. Ma che si La prova a essere in soddisfazione. classifica? Chi c'hai dietro? Chi c'hai dietro? C'è Fabio Volo. Vabbè, Fabio no, Volo, allora- occhio, allora, dietro. no, non corre alcun rischio. No, fidati. già, sì, è Fidati, innocuo, dici? fidati. Da quel È punto di innocuo. vista che tu intendevi, Sì, è innocuo. malizioso come sei, è innocuo. È innocuo, Adesso diciamola tutta. Sì. Fabio, non fare tanto, perché sappiamo tutti, Ce l'hai piccolo. noi che ti conosciamo bene lo sappiamo Ok. di che pasta sei. Bravo. Fatto. Si stai lì a Parigi, a Montmartre. Sì. Allora, Con la baguette. tra l'altro non è venuto mica da solo, si è portato il presenter. Io non la sapevo sta cosa. Siccome Bianchini presenterà il libro a Roma dove? Alle messaggerie di Via del Corso. Wow. Allora, Fu che cosa fa? Si porta uno che presenta il libro. Questo uno, che poi chiaro detto uno, l'ha preso da Radio DJ e l'ha portato qui, il cavallo di Troia, capisci? Qua dentro. Che è russo, conosci Federico, Federico, NTV, tutti i NTV, ragazzi lo sì, conoscono. Ciao, ciao. Federico, sei su Radio 2. Sì, lo so. Ma come mai hai fatto? Perché mi ha invitato e mi ha detto vieni a far da presenter oggi alle Quindi messaggerie. che cosa dirai di quel libro bellissimo? Beh, dirò che lui è sicuramente il nuovo Nick Corby, ma sicuramente lo presenterò alla Aspetta, il grande. nuovo? Nick Corby. Lui è un po' il Corby. Nick Corby. Corbo Chi? nero non avrei il mio scalpo. Vabbè, ti io mi alzo e me ne vado. Se continui ancora con Nick Corby. Nick Corby, Beh, dai, dirò vai. che è un libro bellissimo, leggeremo qualche passo, lo leggerò in Vabbè, passo, toscano, adesso dire qualche passo. Sì. Ma che paginetta così. Due righe. Diciamo come si intitola. Righe. Diciamo come si intitola. Se domani farà bel tempo. Beh, bellissimo, questo è Giuliacci, avevamo detto che l'aveva scritto. Esatto. La prefazione era di Giuliacci. L'avevamo già detto l'altra volta, mi sa, sì.
Nick Corby ha scritto High Fidelity, mi pare, vero? Sì. Io anche tu, ovviamente non ho letto il libro, ma ho visto il film, perché ovviamente non ho tempo di leggere i libri, però posso dirti che ho dato un'occhiata. Donatella, tu non l'hai letto, vero Donatella? No, non l'hai letto? Allora date il libro a Donatella. No. Glielo date in 10 minuti. Allora Donatella, fai una cosa. Ne leggo qualche pagina. No, facciamo una cosa, se vuoi puoi andare anche di là. No, sto qua. Ce la fai? Sì, ce la faccio. Dai il libro, perché poi C'era già ti stato. stupirò. Adesso è una nostra amica che viene a trovarci tutti i giorni. Donatella legge libri come io bevo bicchiere d'acqua. Allora, e vede film, non so dove trova il tempo, lavora, fa l'avvocato e 100 vasche al giorno si fa di piscina. Io o leggi sott'acqua con dei libri speciali O ti droghi, non lo so. perché sennò. Allora, Donatella, fai una cosa, Donatella, lo leggi veramente un po' in modo da riuscire a capire. Prometto. Allora, sono le 2:10, verso le 2:30 ti chiamiamo? 3:15. Ok. 3:15. No, ma fidati, è facilissimo da questo. Oh, Luca Bianchini, mica stai parlando. Mica di- sta a leggere. Allora, vai, cominciamo a leggere sigla. Sigla, No, l'abbiamo già messa, scusa. Maestro Cremonesi. Maestro Cremonesi. Eccolo. Aspetta, fermo. Allora, mi è arrivato, mi ha Ma se mi fai così mi fai inciampare. Aspetta. E io parto inciampolo con il blocco. Era già partito lui. Senti, ma facciamo una cosa, ma prima dello stacchetto vogliamo chiamare. Hai il numero chiamiamo Linus di Radio DJ. Dai. Che diciamo che abbiamo qui Federico. Ce l'ho io se vuoi. Dai, in diretta? Sì, dai, vai. Perché ce l'ho, però ce l'ho in uno scrigno, capito? Non lo tengo sul cellulare. Beh, chiamiamo Linus ce l'ho in proprio diretta, sacco. ti prego. Linus di Radio DJ, chiamiamolo. Il Ecco, vecchio se caro c'è qualcuno Linus. che viene a prendere il Il, numero, il io ce l'ho. vecchio caro Linus di Radio Radio DJ. DJ. È bello che mi hanno portato questo, guarda, Baldini? Sì. Mi hanno portato il caffè. Sì. Devo dire, Maria Mancini è stata gentilissima. Bravissima, la Marina. Ha portato il caffè e questo col cucchiaino che lo dica, ma il cucchiaino Non c'è. Non c'è. È già in linea, è già in linea. Sentiamo. Sarà a correre? Sì. Lui. E lui corre sempre. Sempre corre. Io l'ho visto fermo sulla tazza del cesso che correva. Sì, è vero. Con le gambe. No, lo sai perché non risponde? Perché è anonimo. Questo momento è sì? pericoloso, risponde al telefono perché. Vodafone, servizio di segreteria. Grande, abbiamo fatto sto spottino per Vodafone. A questo punto continuiamo noi, life is now. Bene. Così almeno l'abbiamo completato. Giusto. Vabbè, qualcuno, allora vediamo se arriva il messaggio. Qualcuno avvisi Linus di tutti gli Che lo stiamo ascoltatori chiamando, d'Italia sì. che conoscono Linus, che lo stiamo chiamando in diretta perché uno dei suoi ragazzi è qui a Radio 2 e magari lui non lo sa. Giusto? No, infatti. Adesso siamo È a pronti con pranzo Cremonesi. adesso, forse per quello. Ma poi che usa un pranzo, po'. quello Ma c'ha che le pranzo? gallette di riso perché No, corre. mangia le pasticche di Attenzione, ono. vai Cremonesi. Vai. Aspetta Enrico, aspetta. Vai. 1, 2, 3, 4. Blackout. Swing Out Sister. Te li becco tutti. Swing Out Sister. E la cantante si chiamava Nadia Zezzelesca. No, Swing Out Sister è lei. No. Ci metto dei ragazzi, soldi. Sì, allora- Cosa del genere. dopo te lo dico. Volevo dirti una cosa, di tante cose potremmo parlare oggi, sono state le elezioni in Sicilia. Sì, è vero, Sai, ha vinto lì. Sì, ha vinto Cammarata. Cammarata, ma non giocava quella- nel Napoli, Giocava, Cammarata. no, non giocava nel Napoli, giocava da un'altra Giocava parte nel- Cammarata, ma non è quello. Non so Ecco. se- Elezioni in Sicilia, con la notizia vince Cammarata che in un sol colpo ne batte 3. Leo, Luca e Orlando. li ha battuti Tutti e tutti. Gheddafi, cos'è? Sai che c'era la notizia su Gheddafi, no? Sì, che sì. era malato. Gli era venuto, pare, l'ictus. Qualcuno aveva detto Sì. che era in coma, allora Gheddafi smentisce il suo malore e telefona a Prodi. Dopo la chiacchierata il leader libico dichiara: mi sa che Prodi è in coma. Dopo la chiacchierata. Sì. Scherziamo, si fanno battutine così per ridere. cosa Nel vuoi che frattempo sia? Donatella sta leggendo il libro, è meraviglioso, non riesce a venirne a capo. Lo vero? scannerizzo. Non riesce a capire, vero? Non riesce a capire. Signori, non riesce a capirlo ed è grave, Luca, per te questo, Molto eh? grave. No, secondo me sì. Microfono. Microfono, Dicevi? grazie. No, credo che qualcosa capisca, no?
Tipo il titolo. Sommario, ho capito. Il titolo. Sentiamo Donatella. La bandella. Ma che bandella? Ma cosa parla? La bandella è quello che leggi il riassunto. Ah, la bandella, scusa. Anche detta quarta di copertina. Ecco, Quarta di copertina. io la conosco come quarta di copertina, sì. scusa. Una tarantola sui vetri avrebbe fatto peggio. Va bene, Donatella, dopo. Continua a leggere perché sono curioso di sapere il tuo punto di vista sulla bandella. dal cosa. Allora, cos'è qui? Doping, la Melandri annuncia, faremo i test anche sugli amatori. Cioè gli amatori? Quelli... Gli amatori, Rocco Siffredi replica, il Viagra non è doping. Vabbè, dai. Va bene, vogliamo cominciare subito? Sì, andiamo al Quirinale allora. Sì, è da un po' che non lo sentiamo. Però un po' d'allegria. Sì. Noi lanciamo sempre tante canzoni, ce n'è una che veramente ci fa divertire. Sembra Raffaella Carrà, ma non lo è. La Orlando, che ci ha consegnato il disco Brevi Mani qualche settimana fa. Eccola qua, Sotto la Luna! Sotto la luna la cera si consuma, oh mamacita che caldo che fa, sotto la luna l'estate non perdona, bello l'amore che viene e che va, sotto la luna la cera si consuma. Federico di Radio DJ, voi sti dischi li passate? Non li passano. Insomma. No, vi vergognate, Insomma. Siete troppo fighetti perché loro non passano questa robina qua. Senti quest'altro, Vai. mettimi quello di Solange, senti Vai, questo. Questo lo faremo per averlo. Questo sì. Ma non ve lo darà. Solange non ve lo dà. Questa è meraviglia, sentite ancora. Sole. Senti il parlato in religioso silenzio, Aumenta il volume del parlato, Silenzio! Appiccichiamo al nostro tempo i cuori sudati, scappiamo via, senza dimenticare i battiti. Allora, questo disco usatelo come colonna sonora per il libro di Luca Bianchini, mentre lo leggete di sottofondo mettete il Sole Solange. Vogliamo fare dei complimenti. Linus. Abbiamo Linus in linea, pronto? Pronto? La radio più ascoltata. Noi siamo gli unici che chiamiamo un'altra emittente per fare i complimenti, guarda, Ma tu devi veramente. sapere che fino a un po' di anni fa io chiamavo sempre, e loro chiamavano sempre me, i vostri colleghi di Caterpillar. Ah, sì? Sì, adesso hanno un po' smesso. Puoi anche dire i nostri amici, puoi dire, perché sono... I vostri amici? I Caterpillar, come diciamo. Caterpillar, giusto, sì. Dimmi la verità, mi hai chiamato per farti fare gli auguri per domani? No, veramente, anzi qui, porca poi te lo spiego a voce. Dopo a voce. Dopo a voce perché hai fatto una cosa che tu neanche ti rendi conto. Hai pestato una caccona, no? Poi te lo spiego. No, noi ti chiamavamo per un motivo, c'era un motivo a parte gli ascolti, i complimenti così. Sì. Il motivo è che c'è qui uno della tua radio, qui proprio seduto, qui davanti. Chiamalo, va. Lo sai, te l'avevo detto, sono Federico. Ma cazzo fai lì, Federico? Torna subito, sai. Ma vieni qua subito che c'è Miguel Bosè che ti sta aspettando. Come mai dici questo? Austin, Cardiff, Los Angeles, Miami. Ah sì? Perché no, qui ha avuto anche a che fare con Bozzi, uno dei nostri autori. Esatto. Ai. Senta, quindi era qua, ha detto chiamiamo il capo, scusa. Avete fatto bene, come state? Noi stiamo Bene, abbastanza grazie, bene, Lino. sai, ormai l'età è quella che è. Tu continui a correre? Io continuo a correre nonostante l'età, sto diventando un programma per anziani, anche questo, come il mio. Senti, ma tu hai superato gli Anta, sì? No, quando No, tu sei- smetterò di fare tutto, ragazzi. Mancano pochi mesi però. A 50, vero? Sì, Io a sono 57, li faccio il 30 ottobre. 30 ottobre. 38, vero, sì. però Linus devi fare. Guarda, qui ho visto le facce del pubblico, hanno fatto come dire. Ma dove sei, Linus? Dove sei? Sono in ufficio, nel mio nuovo ufficio, guarda. E dove ce l'hai l'ufficio? Allora, ti ricordi la stanzetta dove c'erano Miclini e la Sabrina che facevano la programmazione? Sì. Quando hai detto Miclini e la Sabrina che facevano, io ho detto Roba. Sì, mi ricordo, quello è il tuo ufficio?
Sì, beh, un po' più grande, ho preso dentro anche il bagno, dai. No, Miclini, poi senti Miclini che fa quelle cose, io se tu mi dicessi Miclini che lo fa con una Volkswagen ci crederei. Sì, è vero che è l'uomo più flippato per le macchine Esatto. del mondo. Sì, no, ma lo fa anche con quelle. Sai che lui è capace di abbordare con la macchina le ragazze a piedi, che è una cosa difficilissima, si faceva soltanto negli anni 50. Lui Bella, come ti chiami? è così, col braccio fuori ovviamente. Col no? braccio fuori, sì, Fantastico. sì. Senti Linus, non ti vogliamo, scusa ci abbiamo disturbato, ma No, ci è sembrava stato un carino piacere. farvi No, complimenti. Vabbè, noi tra Subito qualche giorno domani. siamo a Milano, Va bene. Anzi- le porte sono sempre aperte. Va bene, Grazie. così organizziamo un altro scherzo, ora che l'abbiamo detto basta, è finita. finita lì. La prossima volta, dai. Va bene, va Torno bene. subito, Linus! Ciao Federico. Ciao! Ciao Linus, Ciao, da Radio ciao, DJ. Lino. Figa, ragazzi, siamo avanti noi, Sì. siamo proprio avanti, ci meritiamo un applauso. Bravo. Finto. Ah, Eccolo infatti io sentivo applauso e vedevo la gente ferma. qua. Ero io perché c'ho eri l'applauso, tu. guarda, quando voglio, se questi non applaudono io guarda. Grazie. Guarda, ti faccio sentire una cosa che abbiamo provato oggi cazzeggiando, Sì, vai, senza parole. Avevamo fatto, sai che Bublé ha fatto uno You Were Always on My Mind, Sì. no? Che per lui l'ha fatta molto, lui l'ha fatta così, lui l'ha fatta, Bublé l'ha fatta. Maybe I didn't trade you. Tutta così, no? Lenta, melodica. Where the sweet is sweet and lenta, proprio lenta. Noi abbiamo fatto la versione, quella come se fosse Elvis Presley dal vivo. Le parole le inventiamo perché tanto Sì, Elvis certo. Presley non le faceva capire quando cantava. No, Quando era lui in- che era di Gravina di Puglia, certo. Attenzione, sentiamo. Vai, aspetta, no, iniziava così, no? Iniziava, aspetta, aspetta. È partito. Aspetta un attimo, attenzione. Prima partita, eravamo in un club, siamo in un club, silenzio. Attenzione, via. I want to find something I don't want to do. It's all about time. I told a woman inside of me, you will always make it treaty. Will always make it treaty. Why the things always change? But the world, thank you once more. That's just waiting on me, all three. When all wind and the sea. Oh, you were always on my mind. You were always on my mind. Thank you. Thank you, Mr. Thank you. I'm going to hear this one. I want to talk to you. Watch your back. Grazie, ciao. Aveva fatto un'altra cosa. Sì. È partito con la cavalleria rusticana. Ci colleghiamo finalmente con il Quirinale. Il Quirinale, dai, 2 ore fa dovevo fare. È da tanto che non sentiamo il nostro presidente. Sentiamo se c'è. Pronto? Che è? Buongiorno del centralino Quirinale. Ah, buongiorno, è Radio 2. Un Salve. attimo che mi fischia il canino. Sì. Che è sta roba? Scusi, sento della Dovete musica. attendere un attimo in linea, il presidente sta finendo una lezione di samba, un attimo. Ma scusi, come mai sta prendendo queste lezioni di samba? Il presidente si sta adeguando, cambio. Sta adeguando dopo che il Papa è andato in Brasile, insomma non vuole da meno. Ah, da meno. Senta, può vedere se ci risponde però, per Un favore. attimo che lo chiediamo. sì. Un attimo solo, attenda, cambio. Ancora continua, senti questa la lezione di samba. Ah, sentiamo la voce di lui che conta i passi. Mano banza, Mano nella pancia. destra e sinistra. È la samba questa, vedi? Giorgio! Stefano Ma si può, ragazzi. Vai. Allora, vediamo se ci risponde. Caro paesano, Ecco. caro È paesano, faticato. perché- scusate ma sto tutto sudato, sto facendo un poco il footing brasiliano. Ah, footing brasiliano? E come mai? Ieri Ah, o Papa Papa? è tornato
tornato dal Brasile. Tra l'altro forse avete saputo che ci mandato Rosy Bindi ad accogliere all'aeroporto. O Papa appena l'ha vista ha detto, ecco qua, o sapevo che dopo 3 giorni di brasiliani il Signore mi mandava una penitenza. Certo. Giustamente l'ha vista. E poi o Papa ha fatto un'altra bella gaffa. Una gaffa, che è successo? Ha scambiato Rosy Bindi per Ermete Realacci, il presidente di Lega Ambiente. Ma lo sa, è vero, si assomigliano un po'. È vero. E anche io li confondevo. Poi mia moglie Clio, se la presente? Mia moglie Clio, mi ha insegnato un trucco, mi ha detto, guarda, chi dei due ha più baffi, quello è Rosy Bindi. Ecco. Scusate che vado a completare la mia giornata brasiliana. Papa mi ha già detto per Maritta che ci ha già assunta, hai capito? Sì, no, niente, però va bene. Senta, come si svolge la sua giornata brasiliana? Allora, sveglia alle 7 del mattino. Quindi bello mattiniero, insomma. No, orario di Rio. Cioè? Qui è mezzogiorno. Ho capito. Pranzo con cucina carioca e caffè ristretto di San Paolo. Che è la grande città del Brasile? No, di Napoli, lo stadio. Lo stadio. Caffè brasiliano sarà pure buono, ma io lo piglio solo a Napoli, al caffè degli azzurri, abbascio allo stadio a Fuorigrotta, ce l'ho presente? Sì, ho capito. Ma scusate, scappo, sta arrivando il trenino. Il pendolino Napoli-Roma? No, i corazzieri che stanno facendo il trenino, ma già aggrappato all'ultimo. All'ultimo della fila, perché preferisco, sapete com'è, non avere niente, capito? Luca Bianchini mi si aggrappa dietro poi. No, certo, meglio essere ultimo. Esatto, ma vi saluto con un discorso brasiliano. Sentiamo. Grazie Lolli. Discorso brasiliano, sentiamo. Cara paesana e cara paesano. Pepe. Ma no, dai. Pepe. A. E. I. O. U. I. Piselon. Certo. Oh, mio amico Gennaro Brown. Oh, mio amico Gennaro Brown. Grazie al Presidente. Arrivederci, Presidente. Volevamo fare? Grazie ragazzi. Allora, se le canta e se le suona. No, perché è bello, guarda, faccio il mix tra l'applauso vero e l'applauso finto. Applauso vero. Normale. Hai visto? Non si capisce quello. Ora parto io e poi mixate voi, Applauso finto, aspetta. Ora voi. Basta voi. Che figo, momenti radiofonici da radio proprio. Indimenticabili. Veramente, volevamo fare i complimenti a 3 quotidiani. Veramente sono allora La Stampa, redazione sportive, Stampa, Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera. Perché? Sport. Allora, guardate i titoli che si occupano di Luna Rossa, guardate i titoli, Guarda che luna, La Stampa. Guarda che luna, Gazzetta dello Sport, e guarda che luna, Corriere dello Sport. Signori, boom! Ma boom! Ma è una cosa, è una cosa. E poi c'è anche, cos'era questo? Repubblica, colpo di luna. Repubblica ha cambiato però. Colpo di luna, certo, brava. Repubblica è stata l'unica che ha fatto. Ti dice niente colpo di luna, Enrico? Ma dai. 2 1 2 3 Incredibile, Che colpo di luna! Che colpo di luna! Che colpo di luna! Boom! Che colpo di luna! Passeggiavo, respiravo la notte serena. E tutto un tratto, boom! Che colpo di luna! M'ha guardato, m'ha sorriso, m'ha baciato e gli ho detto di sì. E così m'hanno visto stamattina abbracciare una pompa di benzina, più che altro cancellando ogni pudore. E il guaio è che lo chiamavo amore.
colpo di luna. Come faccio? Metto in testa la borsa del ghiaccio, aspettando fino a quando la notte verrà, e fra le sue braccia e viva la faccia quel colpo di luna mi passerà, la nostra orchestra. E così m'hanno visto stamattina abbracciare una pompa da benzina, per di più cancellando ogni pudore. Il guaio è che la chiamavo amore. Boom! Ai! A che colpo di luna! E come faccio? Metto in testa la borsa del ghiaccio, aspettando fino a quando la notte verrà, e fra le sue braccia e viva la faccia quel colpo di luna mi passerà, mi passerà, mi passerà. Che colpo di luna. Evviva Luna Rossa! Evviva la radiopromozione! E diamo il benvenuto ai nostri nuovi guardiani del faro, che oggi prendono il posto di quelli che ieri ci hanno lasciato. La boutique dell'accoglienza nuova, benvenuti per la nuova avventura. Sono tanti, sono belli. Tutti armati, quindi sappiate che se qualche malintenzionato, sappiate che qui le pistole corrono. Proprio, è veramente. Sì. Scusate, è quello accanto. Questo. Perché qui la gente prima muore e poi si spara. È venuto così. Bellissimo. Meraviglioso. Allora, senti, lo volevo chiedere a un esponente della nuova. Il graduato, diciamo. I ragazzi che ieri ci hanno lasciato. Uno di loro ha cantato Anima Mia, è stato bravissimo ieri. Beato lui. Non c'è qualcuno di voi? No, troppo se presto. Vogliamo far scappare tutti quanti, ci posso provare. Ah sì? Stonato come una campana. Hai stonato. Da paura. Dai, porta bene. È un rito propiziatorio. Che canzone vuole fare? Una che vuole lei, prego. Perché è bello sentire cantare uno con la divisa, la pistola al fianco, qualsiasi cosa canti diventa meraviglioso. Una comica. Quale vuole fare? Mi dica un pezzo romanesco, visto che ho capito che è di Roma lei dall'accento. Si sente? Si sente, sì, oh. Un bel Roma non fa la stupida stasera, le va? Pezzo di Tiziano Ferro? Non so le parole. Niente, non sa nulla lei. Non sa le parole. O Sole mio. L'inno d'Italia. Che sarà? Paese mio che stai sulla collina. Dai, proviamo, vai. I romanacci. Basta una strofetta. Paese mio che sei sulla collina. Disteso. Ok, basta così. No, va benissimo. Abbiamo capito perché andare oltre, no? Lasciamo. Pistola mia che stai sulla andare fondina. oltre è un suicidio. Ha sentito Baldini, non so se vedete. Subito, contezza, pistola mia che stai sulla fondina. Grazie, benvenuti. Allora abbiamo. La radiopromozione di sai che radiopromozione di cosa parlerà? La radiopromozione di Zanichelli. Zanichelli. Ma non il nostro amico Piuma, che ricordiamo, che si chiama è stato Roberto mollato, Zanichelli dalla fidanzata per il suo migliore amico, eccetera. Esatto. Ma Zanichelli c'è una signora che ha fatto il gesto delle corna. Sì, e giustamente, cosa ha in testa? I propri vocabolari. I vocabolari. L'hai fatta te, Baldini? Sì, no, questa la so, io parlavo di Zanichelli. No, sentiamo la radiopromozione dei vocabolari. Sono curioso di sentire come si pubblicizza un vocabolario. Non lo so manch'io. E sentiamo. Il
countdown è agli sgoccioli e fervono i preparativi in casa Zanichelli per l'appuntamento più atteso dell'anno. L'uscita in libreria delle nuove edizioni 2008 dello Zingarelli, il più amato vocabolario della lingua italiana, quest'anno ancora più ricco di nuovi significati, e del Ragazzini, il più consultato e aggiornato dizionario di inglese. Altra grande novità è la nuova quinta edizione del BOC, il dizionario di francese firmato Zanichelli Robert. Zanichelli, i libri sempre aperti. Bene, signori, oggi tutti i giornali parlano solo di quello oggi, di questa azienda che è Mediaset, che ha acquistato, che ha acquisito, cioè proprio acquistato per 2,6 miliardi di euro, e non sono bruscolini. 5.000 miliardi di lire. 5.000 miliardi la Endemol. Voi sapete cos'è la Endemol? Non è un perché dobbiamo spiegare, no? Dobbiamo spiegare, perché non è che tutti sanno. È questa casa fondata da Ende e Moll. Da John Ende e Moll? Moll. Sicuro? Esatto, sì. Moll. Si chiama, sono due? Moll è quello più sfigato dei due. Che hanno fatto la Endemol ed è diciamo la casa che produce i reality. Endemol è stato quello che ha inventato il Grande Fratello, no? Quindi tutti i format di successo. Loro fanno format. Adesso questi format sono di Mediaset. Ora, qual è la curiosità? Che parecchi format della Rai, Radio Televisione Italiana, cioè in forza, sono di proprietà della Endemol. Ma siccome Mediaset ha comprato Endemol, quindi equivale a dire che alcuni programmi della Rai sono di Mediaset. È una meraviglia, solo in Italia può succedere una cosa così. Cioè, quindi i pacchi. I pacchi che tutti i giorni voi vedete in Rai sono di Mediaset. Se domani Mediaset gli gira, ve levo i pacchi, la Rai si ritrova senza pacco. Niente. Incredibile. Che ti posso dire? La prova del cuoco è di Mediaset. Tanti altri programmi, ma tanti. Ora veramente è bella sta cosa. È strana. Perché la gente paga il canone per vedere i programmi di Mediaset. È strana sta cosa, È un casino proprio. È vero che è strano, cioè pensateci un attimo. Ma si può fare? Sì, no? Se l'hanno fatta. Se l'hanno fatta, si è fatta. Ma chissà. Ma veramente questa cosa è successa. Ma quindi che succede adesso? Niente. Noi chi siamo? Per Silvio dice che non cambierà niente. No, ma noi di chi siamo noi? Già, è vero, uno di Mediaset e uno di Rai. Bisogna vedere quale dei due, perché per una parte. No, ma il format è nostro. Noi non abbiamo format, ti pare. Questo è però io ne vorrei sapere qualcosa di più. C'è solo una persona che ci può aprire la meninge. Proviamo a sentire che momenti sta vivendo. Sentiamo, Pronto? Pronto? Cavaliere, buongiorno. Salve. È la Rai. Perché se la ride? È la Rai, buongiorno, è Radio 2, Baldini, Fiorello, si ricorda? Che libidini che mi sto passando. Libidini, veramente, comunisti. Vabbè, adesso. Comunistelli, dove siete? Ma non so dove sono. Fabio Fazio, ti ho comprato. Adesso Vignardina, sei mia, siete tutti miei. Allora. Vabbè. Fazietto, comprato anche il tuo programmino. Come lo mettiamo adesso? Com'è che vediamo le previsioni del tempo? Che tempo che fa? Te lo dico io, mare, forza Italia. Vedi. Vai, i pacchi sono i miei, è tutto mio, è tutto mio. È tutto suo. Pensa, i pacchi sono diventati miei, ho vinto io con un bel pacco da 2,6 miliardi. Certo. Ho comprato anche i fratelli Bassetti, così con il corredo sono a posto. Vabbè. Dormo sonni tranquilli, è tutto mio. I diritti delle partite sono mie. Esatto. È tutto mio, anche Palermo è mia. Ho vinto, è tutto mio. E per me ogni cosa che c'è. Senta Presidente, siamo seri. Per me è tutto quello che c'è. Tutto quello che vedete, la standa di chi è? Sua. È mia, Senta, adesso che Endemol è di Mediaset, che cosa farà lei? Cosa farò io?
Cosa farete voi, comunisti? Adesso voglio vedere la Rai cosa si inventa. C'ha lo zecchino d'oro, gli è rimasto. Il lotto alle 8 è sorgente di vita, bel palinsesto, complimenti. Uè, la prova del cuoco? È mio, evviva! Anche quello, porca paletta. Adesso decido io anche quello che mangeranno gli italiani. Mangerete come dico io. Previsioni del tempo, mie, decido io che tempo che fa. C'ho una fabbrica di ombrelli da smaltire. Farò piovere per 7 giorni e poi neve per altri 5 perché c'ho anche una fabbrica di sci. Allora, mi compro anche il segnale orario. Così decido io che ore sono, che giorno è, quando è Capodanno e quando è Natale. Guardi Basta. che così lei rischia il delirio di onnipotenza. Ma quale delirio? Quale delirio, Baldini? Quale delirio? Io sono sempre stata una persona umile. Pensate che mio figlio, l'ho fatto nascere in una stalla. Sappilo. Grazie Presidente. Soffia un vento strano, Non so come andrà a finire. Mamma mia. Lo vedo bello deciso, veramente, ragazzo. io chiamerei qualche dirigente Rai. Direi, ma continuerete a comprare format da Endemol? Cioè si può? Che dice? Carino? Ma proviamo a chiedere, uno si informa. No, che poi, poi dopo mi chiamano dopo, al microfono mi spiegano, tu hai fatto, hai detto. Attenzione, c'è una notizia. Che è successo? Brutte notizie? No, sì, una dichiarazione di Minoli, vera, oggi su tutti i giornali, su questa Mediaset compra Endemol, Minoli dichiara per la Rai, ha detto lui, sarà un cavallo di Troia. Il presidente della Rai replica, quindi rispetto al solito c'è in più un cavallo, insomma. Non c'è niente di... Ha detto che bisogna fare la Rai Fondazione. La Rai Fondazione, Minoli, sì. Beh, anche oggi Pier Silvio Berlusconi dichiarava adesso tiferò anche un po' per la Rai. Sì. Beh, meraviglioso. Striscia non potrà più litigare coi pacchi perché i no, pacchi sono sempre di Mediaset. Quindi che si fa? Beh, però quello un po' più così è Fabio Fazio, diciamo, perché Fabio Fazio in questo momento lavorerà per Berlusconi. Sì, è carina, è carina come cosa, è molto carina come cosa, è moltissimo carinissima come cosa. Io godo come un riccio. Va bene. Allora, cosa dirà? Non vedo l'ora. Dimmi. Continuerà a fare Ma certo, ognuno fa il suo lavoro perché l'azienda. Cantiamo ancora? Dico no. Mettiamo un disco? Vuoi cantare? No, sì, ma, mettiamo una. Disco, Federico, tu che sei a Radio DJ, guarda, dischi così voi non ne avete. Non ne avete, ma te lo faccio sentire subito. Mi metti quella canzone di quei due ragazzi di Giorgia e Rosario? Un attimo? Sì, a volume alto perché parte bassissima sempre. Chris Christopherson e Barbara Streisand. Non sono nessuno. Se volete sì. passarlo ve lo do anche, ma non ve lo chiedo neanche, infatti non l'avevo mai chiesto. No. Sentiamo. Sarebbe tutto il cantante maschio, elegante d'allegria, se giro per strada in tua compagnia. Dai Giorgia, tocca a te adesso. Io più te, uguale sarebbe, mettiamo che volassimo un poco più in alto, noi fai finta di togliere io e te. Estivo. Rimane così non posso, ho un po' di paura addosso. Più di così, più di un sì. Mi hanno mancato. Più di te, più di noi, più di noi, più che arrangiamenti di Enrico Cremonesi. Più grande di te, più grande di me, più grande di noi.
tante notizie che ci sono oggi, ce n'è una che ci ha colpito. Sì, La sai, quella signora inglese? Sì. Di 105 Ma anni. no, incredibile quella cosa lì. Aveva la patente da 70 anni, non ha mai avuto un incidente, mai. Per la prima volta ieri ha avuto un incidente, poverina. Ma dai. 105 anni, guida ancora. C'è il numero, la chiamiamo? No, noi chiamiamo invece il tizio con il quale ha avuto l'incidente la signora. Ma veramente? Sì, purtroppo, poverina, è proprio l'unica volta in tutta la sua vita che ha avuto un incidente, c'è rimasta malissimo. Andiamo a 100 all'ora. Senta, questa voce... sì, buongiorno. Questa voce mi sembra di conoscerla, come si chiama? Beh no, voglio mantenere l'anonimato, posso dire solo che sono inglese. Ma parla benissimo l'italiano, però. Senta, ci può raccontare la dinamica dell'incidente? Insomma, erano mesi e mesi che seguivo la vecchia. La vecchia è brutta. Mesi e mesi addirittura. Premeditato proprio. Appena mi si è presentata l'occasione, insomma, ho mirato e le ho fatto la fiancata. Pure in canzone. Senta, ma almeno avrete fatto la constatazione amichevole. Amichevole un cacchio, sono sceso e le ho detto, ehi vecchia! Io non firmo niente, rimborso il danno insomma tanto al mese insomma. Ho capito. Tanto quella non arriva al mese prossimo. 105 anni. Ma che cinico! Senta, ma non c'erano testimoni lì? Sì, ma mi sono segnato le targhe, li ho minacciati, quindi c'era anche una vigilessa. Ha minacciato pure lei, la vigilessa? No, me la sono fatta sul cofano della vecchia. Proprio cattiveria pura. Sai, sono bastardo? Lo so. Dentro proprio, il bastardo di Monghidor. Che è una località inglese, come tutti sappiamo. Monghidor, Monghgold. Esattamente. Devo andare adesso, sai? Lo sai che qua è bello perché in Inghilterra lo sai che guidano tutti a sinistra? Allora? Io guido a destra. È divertente, sai che frontali. Allora grazie all'anonimo inglese, eccolo là. Qui che viene da Monghgold. Bastardo vero dentro inside, Senti, lo sai che oggi eravamo Donatella si impegna. Donatella sta ancora leggendo il libro di Luca Bianchini del Domani non v'è certezza. Com'è che si chiamava? No, che? Com'era? Se domani farà bel tempo. Se domani farà del tempo. Prime impressioni su quello che ha letto, prime impressioni così. A caldo. È scritto bene. Sa Perché usare si legge l'italiano, male, sa usare l'italiano in maniera appropriata, almeno per quanto riguarda la grammatica. E cioè, non è così scontato. No. Come no? Potrei citarti no, non voglio farlo, ma insomma ci sono anche persone che fanno libri con gli errori? Con gli errori, ma soprattutto con anche espressioni cacofoniche. Come espressioni? Vuoi un'espressione cacofonica? Sì. Questa è l'espressione. Baldini. Cacos, vedi? Cacos? Caifonos, cioè suoni brutti in greco. Tipo, un esempio? Posò la mano sul corrimano. È una cosa cacofonica. Posò la mano sul corrimano. Lei mai scritto posò la mano sul corrimano? Finora non l'ha me l'hanno scritto corretto poi. Ma infatti, come storia com'è? È una cosa un po'... Beh, è molto attuale, direi. E poi il finale a sorpresa... sei già al finale? No. Ce lo racconti il finale? Induce alla lettura. Cioè, alla lettura non è male, no, Ti piace, Luca? Che ne pensi? Sì, viva induce alla lettura. Vai a dare un bacio alla Donatella. Vai, per ora, No, io voglio il libro. No, il libro ce l'hai. Voglio il libro in dono. Lo avrai, come gli ho detto. Va bene, Luca, sei grande. Allora, Luca, dovete sapere che proprio stavamo parlando stamattina, è arrivato Luca Bianchini, abbiamo proposto a Luca di fare un programma in radio, perché secondo me sei sprecato solo a scrivere, tu devi parlare, devi raccontare. Raccontami quando hai fatto il disco con Ramazzotti, il libro, perché lui è il biografo ufficiale di Eros Ramazzotti. L'ultimo libro di Ramazzotti che si chiamava? Eros lo giuro. Lo giuro. In realtà lo giuro non è il cognome, è il sottotitolo. Ma dai, l'ha scritto Eros Ramazzotti con te. No, l'ho scritto io.
Perché lui ha detto che non sa sarebbe scrivere, come quello che direi io, insomma. Ha detto nessuno mi crederebbe. Sai, ci sono Perché tante... lui ha cominciato a scrivere Eros, prima pagina, sdardondè. Allora ha detto, che facciamo? Allora Luca ha detto, ti do una mano, giustamente, sì, no? lo scrivo anch'io. E ha raccontato... No, io ho detto che un libro su di lui non aveva tanto senso per celebrarlo come un monumento. Invece... Per cui mi piaceva l'idea di raccontare le curiosità oppure i difetti. Sai cosa succede adesso? Che nessuno più comprerà questo libro, ma se vanno a prendere l'altro. tutta la storia di Che Eros. difetti ha Eros? Ma va bene, va bene. No? Che dici qualcosa di Eros che non sappiamo. Guarda, è talmente permaloso che quando gli ho detto che è permaloso si è offeso. Pensa a te, è proprio un colmo. È incredibile. Sì, in effetti è un po' così Eros. Però è molto buono. Soprattutto nel calcio, nel calcio. Se giochi, fai una partita a calcio con Eros, gli fai una brutta entrata, ti guarda storto. Ah, sì? Poi gli passa però, dai. Sì, no, è un pezzo di pane, veramente un pezzo di pane. Allora, sì, un pezzo di pane. Ah no, pure un'altra cosa. Sì, sentiamo. Non si siede mai a capotavola, si siede sempre laterale. Come mai? Come Giuda. Perché è più vicino al bagno. Per come? È più vicino al bagno, è più vicino al bagno ed è più defilato. Quindi non a centro tavola, ma laterale. Questo è un buon segno. Psicologicamente, insomma, non è uno che vuole porsi. Però la cosa buffa è che pur essendo laterale, il centro dell'attenzione è sempre si chiama Ramazzotti, mica Biancosarti. Ragazzi, allora, caro sì? Valdo, adesso come? Ah no, c'è la pubblicità. Abbiamo Sergio Valsani, il direttore di Radio 2. Che dici? Mandiamo la pubblicità? Sì, direttore, scusate un attimo prima della pubblicità. Cambia? Sono usciti i dati di ascolto delle radio, no? Noi come siamo messi? Noi siamo ancora lì che si brinda di sopra le bottiglie. State brindando perché è andata bene allora? È andata molto bene. Siamo contenti. È salita di qualche punto la radio? Sì? No, la Radio 2 è salita di più di 200.000. 200.000 unità. Soffiamo sul collo di DJ. Siamo dietro a DJ, siamo in Come hai detto? Cosa hai detto? E me lo dici adesso che ho chiamato Linus prima. Che gli devo... Che vuol dire il crollo? Che vuol dire? Perché crollata DJ? È un pochino crollata, insomma. No, ha perso qualcosa? Sì. Ma dai, non ci ha detto mica niente. Il serpe. Non ci ha detto niente. Tu non sapevi nulla di questo crollo? Non lo sapevo. Adesso lo sai, è meglio che non te ne vai più da qua. Loro sono scesi e noi siamo saliti. Ma sono scesi di 200.000 unità? Sì. Le 200.000 che cui abbiamo preso noi. Che combinazione. Lo facciamo sentire via radio. No. Vuoi dire che adesso ci richiama? Adesso vedrai che richiama e puntualizzerà con Sergio Valsania. Sarebbe meraviglioso se richiamasse, li mettiamo a confronto Valsania e Linus. Che meraviglia. Pubblicità, vai. Dai, sposami. Ti offro una casa con il cancello automatico con l'antifurto. E perché non tutti e due? Fino al 31 luglio 2007 installi tutti i prodotti FAAC pagandoli in 12 rate mensili a tasso zero. TAN e TAIG 0%. FAAC.it oppure 800 77 2277. Ho portato Paolo ha voluto un pallone e Giorgio una... Stavo diventando... Mi ha salvato un gelataio. I bambini sono diventati... Ma improvvisamente il pallone di Paolo si è... Ed entrambi hanno iniziato a... La prossima volta daremo da mangiare alle... I piaceri di ogni giorno sono un regalo. Pagali con Visa. Visa. Ama ogni giorno. Mitsubishi Electric test numero 8. Tuo marito si è dimenticato il vostro anniversario. Ecco come reagisci a caldo. Ecco come reagisci a freddo. Ti sei dimenticato i fiori, tesoro, che sbedettone. Fortuna che l'anello di diamanti me lo sono ricordato io. Non dimenticarti di pagarlo, Abbassa la temperatura. Vai sul sito mistupisci.it, puoi vincere subito un climatizzatore. E se ne acquisti uno entro il 31 maggio, puoi anche vincere un viaggio per 2 persone passando dal posto più caldo del mondo a quello più freddo. Mitsubishi, mi stupisci. Alla fine di un buon pasto c'è rimasto solo un posto, ma quel posto è prenotato da un dessert che va agitato e di seguito nel freezer congelato. Il suo gusto è di limone, abbiamo scelto i siciliani di natura profumati che rinfrescano i palati, alla fine vi sentite sollevati. Gran Soleil, il dessert ideale a fine pasto.
cosa ci fai qui? Sono tutti all'anniversario Carrefour. Allora non c'è tempo da perdere, arriviamo! Anniversario Carrefour, 35 giorni con sconti fino al 50%. E fino al 16 maggio, pasta molisana 500 grammi 46 centesimi. Carrefour è di parola. Uliveto, acqua della salute, per i suoi preziosi minerali e le sue qualità digestive, è l'acqua ideale prima, durante e dopo l'attività fisica. Ecco perché è l'acqua dei campioni del mondo. Con Uliveto digerisci meglio e vivi in forma. Viva Radio 2! Grande pubblico! Con Luca Bianchini e Federico, diciamo oggi dovevamo avere la Marcuzio, sì, vero? Ma noi non abbiamo fortuna con le donne. No, niente, ieri la Cortellesi non è potuta venire oggi perché non lo sapeva. La Marcuzzi oggi pare avesse un servizio fotografico, quindi non poteva venire. Noi, secondo me. Niente, non vengono più le donne qua da noi. Voglio vedere se c'era Scamarcio qui. Sì, subito, Scami. A proposito, no, volevamo parlare un po' di musica, perché noi delle volte italiani dimentichiamo il nostro passato e abbiamo avuto un passato nella musica leggera italiana importante, cioè quello della musica melodica italiana degli anni 70. Siccome gli anni 70 erano stati caratterizzati dalla grande musica americana degli anni 70, che era insomma la musica dance degli anni 70, la musica italiana era insomma un po', e c'era oltre ai cantautori che erano quelli, come ci ha dimostrato Venditti, che non andava a giocare a calcio con Minoretano perché non si volevano proprio non volevano contatti con questo genere di musica, invece riscoprendoli ci sono veramente dei capolavori. Io e Cremonese abbiamo preparato solo gli incisi di queste canzoni, che non stiamo qui a cantarvele, ma una però ve la vogliamo far sentire su disco. Prima facciamo gli incisi. Che ne dite di questa? Vi ricordate una canzone di un tal cantante che si chiamava Roberto Soffici? All'improvviso sentite l'inciso. Così piccola come un pulcino, insicura mi vieni vicino, con quel modo di cercare l'amore che tu hai. Beh, questa è poesia vera, ma attenzione, ce n'era una del 1974, Gianni Bella. Sentite cosa cantava a quei tempi, sentite i testi. I tuoi corti capelli come sono cambiati, no, non mi dire chi li ha accarezzati. Fossi un pittore brucerei il tuo ritratto, ma sono solo un amante distratto. Io non posso ballare, non voglio, ma lasciarti solo col mio orgoglio. La mia anima in un labirinto, dove ho spento il fuoco con le mani. Ma come vuoi che io ti dica rimani, se ti sfioro eppure siamo lontani? Più ci pensa più mi viene voglia di lei, anche se nella mia mente più bella tu sei. Grazie, ma questa era meravigliosa, si ballavano. E sentite quest'altro inciso. Sentiamo? Dai, devo indovinare. Inciso, sempre inciso, ti ricordi? Com'era? Esatto. 3 and 4. C'è 3 and 4. A me mi guarda e mi fa. Questo è siciliano, non viene da Brighton. Fagli 1, 2, 3. Sto per strappare il foglio. Sto per strappare. Ma se non mi dai la tonalità prima, a partire. Laura, amore spaventato. Ve la ricordate questa, Laura, lasciami senza fiato. Grazie. Ma c'era una su tutte, di questo vi facciamo sentire il disco, perché il testo è da sentire pari, cioè proprio voi dovete sentire cosa scrivevano negli anni 70. Sentite. Sentite il testo.
questo, Quando baciavi a labbra socchiuse e dovevi alzarti in punta di piedi, sull'esile corpo, sul grembo indifeso, poggiavo il capo ed ero felice di accarezzarti le lunghe ciglia. Mi regalavi che ciglia aveva? E dopo corsa, coi vestiti nel vento, ti eri graffiata le gambe, ti presi in braccio per non farti stancare. E lì lui si accorse, alzando gli occhi all'improvviso, si accorse, ti resi conto del tuo sorriso. E allora lì lui disse a lei: capisco che sei bella dentro tu. Ci avrei da dire una cosa, ma Paolo Frescura, sei un genio! Non ricordo. Sei un genio! Bella amore, dentro, me la ricordo, Bella, che fu una delle prime volte. Era Paolo Frescura. Frescura, sì. L'ho appena detto, no? Perché sì. è Paolo Frescura. Era una delle prime volte che si usava la frase essere belli dentro, no? Sì. Era appena uscita come frase, si diceva sei bello dentro. Pensa dei tempi, ora si dice bastardo dentro. Esatto, come sono cambiati. A proposito di scrittura, a proposito di libri, io credo che anche oggi sia il caso. Sì, di chiamarlo, dai. Proviamo a chiamare il nostro scrittore. C'è uno scrittore qua, vediamo se Moccia ci risponde, il nostro scrittore di riferimento. Ciao, sei Marco Baldini di Viva Radio 2, vero? Bravo, dopo 2000 puntate l'hai capito finalmente. No, me l'era appuntato sulla mano. Ah, ecco. Lo faccio sempre per non dimenticarmi le cose. Ah, ho capito. Infatti oggi mi sono scritto tutto quello che devo fare, che ogni giorno ce l'ho, tipo, lo comincio, metti il cappellino, scrivi un libro, di 2 cazzate sull'amore, attacco un lucchetto da qualche parte, vai in giro con la macchinetta, compri le figurine dei Pokémon, metti su YouTube un video sceno di un tuo professore e vestiti come Scamarcio, insomma faccio le cose che fanno tutti gli adolescenti come me. Beh, in queste giornate così intense hai messo anche l'appuntamento con Viva Radio 2, giustamente, noi ne siamo orgogliosi. Ma siete una radio giovane? Mettete la musica unze, fate le dediche a richiesta? No. Usate frasi tipo ciao belli oppure va bene o sciambola. Siete giovani come Linus di Radio DJ? 50 anni. No, siamo un'altra radio, siamo un po' più cresciuti noi. Sai. Che vecchi che siete. Ecco, perché non mandate un curriculum a Radio Rinco? Senti, so che adesso farete un CD, che cosa ci mettete in allegato? Un catetere? Ah, bravo, vai avanti. Che tentone. Però so quello che fate, perché quello che fate voi lo fate inebriati da quel sentimento squamato e sradicato che è l'amore, perché l'amore è come la fidanzata di Marco Baldini. La prima volta che l'ha visto nudo ha capito cosa intendeva quando diceva mi sono giocato tutto. Ecco. Chiediglielo, Moccia, è qua. Senti, hai letto i giornali oggi? No, non li leggo, per informarmi leggo solo Topolino io. Ah, c'è una notizia, sai, quella del Ponte Milvio virtuale? Sul sito internet www.lucchetti.milvio. Sì? Ah, deve scrivere. Lucchetti. Ponte Milvio, tutto attaccato. Milvio con la L? Sì, certo. No, perché noi lo diciamo Mirbio. Ah, no, con la L. Mirbio. Che c'è scritto? Gli innamorati possono dichiararsi il loro amore mettendo dei lucchetti digitali, una cosa virtuale. Sono già stati inseriti oltre 3.000 lucchetti attaccati. Che cazzata! Ma perché, scusa? Non ne posso più di tutta sta gente che cerca di guadagnare soldi sfruttando i sentimenti puri e candidi dei più giovani. Ma senti chi parla, capito? Guarda, a bello! Ah, come ti chiami? Baldini. Ah, Masini, chi sei? Senti, guarda che io non mi sono arricchito, anziano Baldo, ma capisci? Come dai, con i libri hai fatto un sacco di soldi. Ma quale soldi? Ho speso tutto! Io ho speso tutto per riacquistare i miei libri, altrimenti come facevo a entrare in classifica? Vabbè, però non ci sono solo i libri, sono i gadget, i film, i musical, chissà quanti progetti hai, dai. Anzi, parliamo di futuro, ci puoi anticipare qualche idea nuova? Beh, sì, ce l'ho, un'ideuzza ce l'ho. Aprirò presto un canale televisivo per giovani innamorati. Ah, bello. Lo guarderai? Come si chiamerà? 3 metri sotto Sky. Ah, bello.
Bello, ma... Lo farai? Sì, lo guarderò. E che programmi farai? No, nessun programma, vado in onda io, rispondo in diretta alle telefonate da adolescenti. Sai che bello. Io di fatto non ho niente da dire, ma questo non è un problema, sono abituato a non aver niente da dire, certo. Ma la mia è una finalità educativa, sto in video, prendo le telefonate e parlo per ore, così gli adolescenti spendono un sacco di soldi e non sprecano le loro paghette in alcol, droga e libri di altri scrittori, vedi Luca Bianchini. Io sono il missionario delle nuove generazioni. Mi sembra un po' una furbata, la tua. Ma no. Tutto questo è stato fatto nel segno di quell'indelebile e periglioso sentimento che è l'amore, perché l'amore è come la prostituta che accetta di andare con Enrico Cremonesi. Cioè? Ha scelto di fare volontariato. Ce l'ha sempre per me e per te. Bisogna rigare la macchina di sto modo. Attenzione, dopo le nostre esternazioni sul fatto che Endemol fosse stata acquistata da Mediaset, come dice Michael, buongiorno, io lo chiamo Michael, certo. Come dice Mike, Pier Silvio Berlusconi dichiara che l'acquisto di Endemol non influirà sulle decisioni nei programmi in Rai, almeno questo, tranne il titolo della trasmissione di Fazio che diventerà Ok, il tempo è giusto. Comunisti, li ho comprati. Senti, ma spiazzarlo a quest'ora? No, oggi non ti, perché sa. Non ti risponde. Sa esattamente che siamo noi. Hai mai parlato con Mike Buongiorno e Luca Bianchini? Una volta. Ma dai. Sono entrato per farmi fare tipo l'autografo. Ma dove sei entrato? Nel camerino, perché avevo scritto una telepromozione per lui. E ho Ferma tutto, cosa fai tu? Prima di fare questo lavoro facevo pubblicitario e ho scritto una volta una telepromozione. Tipo. No, era più basso di Rovagnati, non mi ricordo mai. Più basso di Rovagnati? Adesso non può dire la marca. Adesso non la dire. Però la cosa buffa è che quando sono entrato io mi sono appoggiato sul muro perché era un po' così e ho spento la luce. Per sbaglio. E lui mi ha fatto la scenata. Che t'ha detto? Mi ha detto che noi giovani siamo nati stanchi. E quindi io me lo immagino, penso uno che si appoggia al muro e gli spegne la luce e lui rimane al muro. Come guardalo lì appoggiato al muro, ma non ti sei accorto che c'era l'interruttore, nessuno mai ha spento la luce e se andava a sbattere come la mettevo l'assicurazione, chi mi pagava i danni, allora fuori e poi sei una gran testa di subito, certo. Poi mi ha scritto la dedica con allegria Mike. E solo che era il pennarello, cioè l'ho messo dentro l'agenda e si è tutto sbiadito. Quindi non ce l'hai più? No, ce l'ho ancora, però la scritta è sbiadita. Non glielo dire non è mai. Freschissimo. Non glielo dire mai. Mai, non dire mai che è il suo autografo sbiadito, perché sennò veramente è la fine. Ecco, lo vedi, questi giovani. Allora, dai, tentiamo a prenderlo in castagna. Salutiamo Elio Cipri, noto discografico, nonché padre di una cantante che si chiama Siria, che tutti voi conoscete. Se voi lo guardate, somiglia un po', lui si chiama Damasco come. Allora, attenzione. Vediamo se risponde. È difficile. Oggi è dura. Ieri l'abbiamo fregato, ma oggi non lo fottiamo più. Niente. C'è ancora la recensione della Donatella da sentire. Intanto parte qualche. Mike, rispondici. Mike, niente, oggi fa morire. Chiamiamo la segreteria di Mike. Dai, chiamiamo la segreteria. Lei? Daniela, si chiamano tutte le donne di Mike, si chiamano Daniele, mogli, segretari, tutto. Anche qualche segretario si chiama Daniela. Danielo. Sentiamo se riusciamo a parlare con la Daniela, sentiamo dov'è, magari registra. Sì, magari. Fa il migliore lì. Pronto? Pronto, Daniela? Sì. Ciao. Buongiorno. Chi è? Ma chissà, a quest'ora chi è? Ma non hai risposto, però solitamente tu dici buongiorno production. Dipende. Com'è che rispondi, tipo? Buongiorno production. E lui fa buonasera, sono io. No, perché c'è buongiorno. Senti, ti diamo del tuo, tanto siamo giovani. Daniela, non riusciamo a rintracciare Michele. Il ragazzo. Non riusciamo a rintracciare il ragazzo. Chissà. Sentiamo la scusa, sentiamo. Dov'è a quest'ora?
No, cosa ha detto di dire? No, oggi non ho istruzioni. Però le altre volte le avevi allora. Visto? Aiuto, non sono brava a mentire. No, allora direi che l'ideale, come sempre, è fare un tentativo. Io provo a telefonare al signor Mike nel suo studio, se lui è lì mi risponde. Ok, ricordiamo che Daniele è nel salotto, per chiamare lo studio deve fare il prefisso. Il prefisso. Perché sono chilometri. Esatto. Daniele, noi attendiamo con ansia. Ecco, benissimo, un attimo solo. Ok. Andiamo. Così. Fa scena, gli effetti sono carini. Andiamo. Tutti di mente, Sentiamo. È 1,5 chilometri. Guarda, vedrai che Tonelli dirà no, mai non c'è perché ma chi sono? No, basta, non li voglio parlare. Se no rispondevo al telefono. Mi ha fatto fare il postino. E lui mi sta rinfacciando questi spot perché dice che io non ho fatto nulla in questi spot. Ho fatto tutto io, mi sarò cambiato 20 volte. La pizzaiola è fantastica. Solo per mettere la barba di Garibaldi ci hanno messo 3 ore. Mastice. È lì che è nata la barba, perché quando è arrivato ho detto ammazza, sembra un lupo mannaro, perché era senza cappello, era solo capelli biondi, barba bionda. Pronto? Sì? Non mi risponde. Lo sapevamo. Dura oggi. Sì, oggi. Ma cosa ha da fare oggi? Ma secondo me in questo momento allora è impegnato con delle persone, perché sennò mi avrebbe risposto. Sì, A pennichello. Ma altri numeri tipo privati, quello della camera da letto, tipo da... No, lì bisogna chiamare proprio nei casi di emergenza. Solo casi di emergenza. C'è il centralino, Ma il centralino in camera da letto. Sì, vedi perché c'è. Vabbè. Va bene, niente, volevamo parlare di questa notizia di oggi, no? Lo sa Daniela che è successo, vero? Aiuto, di cosa stiamo parlando? No, che Endemol è stata acquistata da Mediaset. Sì, è vero, sappiamo. Quindi, sapere cosa siccome ne Mike Bongiorno è vicepresidente, non è vicepresidente di Mediaset? Ma chi l'ha detto? No, vicepresidente non è Piersilvio? No. Sì. Canale 5. Solo lui. Canale 5. Lui è vicepresidente di Canale 5. Sì, ho capito. Vabbè, Daniela, non possiamo far nulla, mi dispiace. Mi dispiace proprio. Mi dispiace. Ha bisogno di qualcosa? Possiamo No, aiutarla? per adesso no, eventualmente vi chiamo io. Grazie. È simpatica, Brava Daniela, Grazie. Le sceglie bene, brave. Allora, senti, c'è rimasta la Calabria, dai. Ci siamo quasi, sentiamo che cosa succede. Ho paura perché ieri quel concorrente che veniva da Chiasso, spero un casino, mai più nella vita, Sentiamo. Pronto? Sento. Calabrese si sente da come Come sta? C'è sempre un po' di fastidio a parlare. Non lo so fare. La cosa. Tra tutti non lo so. Basta, se no mi rimane secco là, mi rimane secco. Senta. Mi dica. Il direttore dov'è? Aspetti che chiedo. Dove sta il direttore? Fatti rispondere dall'uomo delle tremiti. L'ho visto prima che passava. Ok. Forse è in bagno. Ti ripassa il calabrese ora, per favore. Eccolo qua. Deve essere in bagno. Senta, ma che per caso c'è quell'amico suo siciliano che si chiamava Enfisema? Aspetta. Adesso deve farlo, deve pensarci. Ecco. Voi vi state comportando male. Avete capito? Aspetta, questo è l'aerosol. Si fa l'aerosol. Avete pagato la protezione? Sì, protezione, sì. Senti, ma lei quando c'era il Family Day con la sua famiglia è uscito? Tutta la famiglia, sì. Bene. Eravamo tutti insieme. Ecco, ogni tanto se lo spruzza. Adesso non si preoccupi che arriva il direttore. Glielo passo. Ecco, pronto? Ecco. Si metta la cuffia. Pronto? Pronto? Direttore, buongiorno. Come Quante sta? persone ci sono lì? È un attimo perché ho una cuffia staccata. C'è un via vai lì oggi. Sì, non sento niente, nulla. Ha praticamente tolto i lobi delle orecchie. Eccomi qua. Sì. Siamo noi della televisione Calabria, Tele Calabria 2. 2 perché avete 2 canali? Come? Avete 2 canali? No, siamo in 2. Che devo fare? Fino a qualche anno fa eravamo Tele Calabria 1. Certo. Sono le 3. E questo cos'è? I minuti. Ho capito. Allora, siamo orgogliosi di
di presentarvi una bella novità, un programma che si chiama Al posto tuo. Ma no, è un programma di Rai 2, lo facevano fino all'anno scorso, dai. Ma ti sei chiesto per caso perché non lo fanno più? No, perché? Perché il format era nostro. Ah, ho capito. Ci siamo rivolti ai legali noi. Sì, è lo nostro, Ai legali, agli avvocati? No, ai legali. E cioè? Li abbiamo legati ai binari del treno e gli abbiamo detto o smettete di fare il programma o vi lasciamo qua. Ho capito. Hai capito? E come lo fate al posto tuo? Semplice, prendiamo ammazzate uno, lo chiudiamo in un sacco, poi prendiamo il suo posto, andiamo a casa sua, guidiamo la macchina, dormiamo nel suo letto e ci facciamo la moglie. Ah, perfetto, bello. È una cosa semplice, non è che... Non ci vuole molto. No, facili. Senta, poi ha un sacco di ascolto. Sì, sì, immagino. Certo. Anche oggi fate la ghigliottina? Ma che fa, scherzando? Quello è il nostro programma di maggiore ascolto. Proprio fate dei picchi. Ma anche voi siete stati acquistati da Endemol? Purtroppo no, ancora no. Ma siamo in vendita, se volete. Non c'è acquistato la Cirio noi. Sta zitto tu, Bergamasco sì ora, Calabria, ricordati. Ci ha acquistato la Cirio. Ah, la Cirio, vabbè. Chi è che ci ha acquistato? La Cirio. La Cirio, i pelati, chissà perché gli hai balenato Cirio in testa. Vabbè, l'ha detto, lui quello che gli passa lo dice, anche se non fa ridere, che devo fare? Allora, da dove arriva il concorrente? Il primo concorrente arriva da Bagnocavallo. Ah, sì. Come si chiama? Buongiorno. Figurati. Di cosa si occupa lei? Sono un'agenzia ippica. Ma come si chiama? Come si chiama? Marco! Ma guarda il caso, Gli do gli indizi. Mettila di cavalcare, fermo! Gli do gli indizi, lei dovrà indovinare la parola misteriosa. Sentiamo gli indizi sono Remo, Mare, Luna Rossa, l'Albero Maestro e Tangone. Che è quella sbarra che va dall'albero fino alla prua, sì, è la barca. Non lo so io, qual è il nome? Qual è? Sala da ballo! Il cretino ha sentito Tangone. No, sala da ballo ce l'hai a posto del cervello, secondo me, in testa. Leva sto piede. Allora, sei pronto? Metta la testa qua dentro, fa il cesto, mettetelo sotto, perfetto, via. Questo ce lo siamo levati dalle palle, avanti. Andiamo avanti. Abbiamo un altro concorrente. Da dove arriva? Da Chiesa Nuova, in provincia di Torino. Chiesa Nuova. Sì, conosce? Sì, so dov'è. Eccolo qua, è arrivato. Buongiorno, come si chiama? Buongiorno, io mi chiamo Pino. Che cosa fa di mestiere? Non mi dite il prete che dà male. No, il prete no, Dai. Io faccio il chirichetto, il sacrestano. Qual è il piatto tipico di Chiesa Nuova? Strozze. Gli strozzapreti. Me l'ha suggerito. Vabbè. Per forza, no. Mi ha sorpreso, lo sai? Allora, ecco i 5 indizi. Remo, Mare, Luna Rossa, Albero Maestro e Tangone. Che cos'è? Che cos'è, cretino? Qua, Barcavela. Mi dispiace. Ma come? Ha sbagliato. Sorrida. No. Metta la testa qua. Perché l'avete ghigliottinato? È giusto! Ma qual è giusto? E qual era la parola? Come qual era? Qual era? Se non era... Orietta Berti. Orietta Berti. Glielo dimostra, avanti, forse. Sentiamo, dai. Allora, Remo. Orietta Berti quante volte ha fatto Sanremo? Un sacco di volte. Poi, Mare. Orietta Berti c'ha un mare di soldi, lo sanno tutti. Luna Rossa. Perché oggi Orietta Berti a Luna è andata dal parrucchiere a farsi rossa. Vabbè, Albero Maestro. Allora, l'Albero Maestro cos'è? Non è un palo? È un palo, sì. Orietta Berti ha un passato di ballerina di lap dance. Era difficile questo, E Tangone? E Tangone è un indumento intimo sexy di Orietta Berti. Grazie, va bene. Certo, hanno sempre ragione loro. C'è niente da fare. Va bene, eccoci qua. Bene, chiamiamo gli spostati? Chiamiamoli. Pronto? Eccoci. Spostati? Buongiorno. Come va? Chi avete oggi ospite? Oggi abbiamo uno che è lì dentro da voi, credo. Perché è un ok, già capito tutto. Hai già capito? Federico Daddia. Bravo. Uno dei nostri autori. Sì. Ospite vostro. Sì. Cosa vai a fare? State grattando sul fondo. State proprio... No, perché sai che lui è anche un conduttore televisivo, Screensaver su Rai 3. Bravo, sì. Anche radiofonico, l'altro lato. Sì, l'altro lato. E parla anche di cinema, no? Di cortometraggi. Sì. Lui ha scritto anche su Topolino.
Pensate. Scrive su Topolino. Sì, credo che abbia scritto su Topolino per un po' di anni. È vero? Non so cosa. I dialoghi di Pluto? Veramente scrivere su Arg, Urg, Show, Sob, Sig, Sob, Alt al deposito. Alt al deposito. Mumble. Ma no, veramente, scrivevi i dialoghi, ma parla, dategli un microfono, incredibile. I dialoghi di Topolino. Le facevo. Parlo un po' bolognese. Facevo l'inviato per Topolino. Quindi l'inviato per Topolino. Arrivavo sul posto e dicevo: salve, sono l'inviato di Topolino. E mi ridevano in faccia. Ci credo. Tra l'altro il pubblico lo può vedere, ha un aspetto giovanissimo, no? È un misto tra Harry Potter e Fassino. È vero. È vero. E ha dei bambini, lui è due figli di età 10 e 4. Hai capito? Sono più 10 anni. Ha figli di 10 anni, sì, molto più uomini. Sì, cioè, sì. Papà sembrano... non fare il pirla. Sì, glielo dicono, papà, vai ancora a giocare con Topolino. I figli leggono già Gabriel Pontello e lui. Allora, Wilbur Smith. Allora attenzione, chiudiamo. Prima di chiudere volevamo sapere da Donatella Dottavi la finale, il finale di questo libro di Luca Bianchini. Il finale no. No, il finale, cioè la tua, diciamo, è una cagata o no? Dai, è la storia di un rampollo viziato che non dà valore al denaro perché probabilmente non sa cosa significhi la fatica per guadagnarselo. Se levi rampollo è la mia storia. No, devi togliere il RAM, no rampollo. Leva il RAM e basta. E metti pollo. Quindi è la storia di questo ragazzo. Tira coca con il fratello perché lo rende vicino. Dice che tra le cose che la barella, perché lui la chiama così, gli produce, gli crea, gli dà giovamento è che lo rende vicino, lo unisce, lo rende unito al fratello e viene lasciato dalla sua fidanzata ed è la prima volta che si sente dire di no. Probabilmente, quindi la storia è la storia della reazione a questa. Potrebbe essere anche un film, sicuramente. Bella storia. Chissà se qualcuno comprerà i diritti di questo libro. Luca Bianchini, li cederesti? Li venderesti? C'è questo della 20th Century Fox che ha dichiarato che... già? Chi vedresti come protagonista? Attore italiano o straniero? Chi ti piacerebbe? Lapo. Senti, l'ha detto lei, Donatella, ma cosa? Questa è una radio libera. Certo, Donatella Dottavi. Dottavio, scusa. Così almeno. Dottavio. Vabbè, potrebbe somigliare, insomma. Io vedrei Tobey Maguire, perché mi piace come suona, da dire. L'uomo ragno. Tra l'altro lui è appassionato di Uomo Ragno, il protagonista di questa storia. Quindi c'è ragazzi ma della vi Porta abbiamo incuriositi con sto libro o no? Secondo me sì, adesso correranno tutti a comprare Luca Bianchini. Una cosa sul finale, il finale sicuramente c'è un finale, io non è colletto però mi sembra che nel finale ci sia poi lo spiraglio per un altro finale, se non ho capito male. È vero, sì. Incredibile, brava Donatella, Molto una brava. che non legge il finale già ti capisce come il finale, cioè, nel senso, e ti capisce. Mi che dai non solo i numeri per stasera e ti capisce già come è fatto che il finale ti dà spiraglia un altro finale. Cioè, io manco se lo leggessi tutto fino e mi manca l'ultima pagina riuscire a capire. Io se leggo anche 20 volte il finale non capisco questa cosa qua. Signori, Luca Bianchini e Federico di Radio DJ con noi oggi. Grazie a Donatella. Grazie. Allora, abbiamo terminato. Lasciamo la linea agli spostati, c'era arrivata un'ansia al volo ma è illeggibile, immagino che impronunciabile. Scusa, no, ma c'è una notizia dalla Sicilia, Leoluca Orlando denuncia Brogli, lo sai? Sì, è vero. E chiede il riconteggio dei pizzini. Va bene signori, abbiamo terminato, appuntamento a domani. No, scusa, ho sbagliato io con la cosa. Vai, prego. Appuntamento a domani. Abbiamo finito? Sì, abbiamo finito. Siamo già in ritardo, ciao spostati. Ciao. Vabbè, ciao. I dizionari Zanichelli vi ringraziano per l'ascolto di Viva Radio 2.